Eccoci col direttore sportivo del Portogallo Calcio Roberto Gabrielli. Oggi una sconfitta di misura che comunque porta a due le sconfitte, due consecutive. Non si può certo parlare di crisi, ma non bisogna prendersi dal panico, insomma. Assolutamente, noi eravamo partiti bene, il campionato con 2 vittorie. Forse ci eravamo illusi di aver già spianato le difficoltà, ma così non è nel calcio, è normale che ci siano alti e bassi. Adesso comunque abbiamo, penso, una posizione che ci permette di affrontare la momentanea difficoltà con la calma e con la concentrazione che ci vuole per superare questo momento. Perché sono state due sconfitte un po' strane, non è che siamo stati stracciati sul campo, ma non siamo riusciti a trovare quella reazione vincente che forse serviva. Sì, oggi la partita non era facile perché la Pitergina è una squadra di grande qualità che veniva da un momento difficile, ha trovato il vantaggio e a quel punto la partita era tutta in salita per noi. Non era semplice da rovesciare, ci abbiamo provato, però il calcio è un pochino questo. Sì, a questo punto Mister Auso ha un po' di difficoltà, ma comunque tutto il campionato davanti. Il campionato è lunghissimo, comunque abbiamo i nostri 6 punti in classifica dopo 4 partite, quindi tutto sta a continuare a lavorare. Sicuramente Mister Auso riuscirà Allora lei è il mettere a posto le direttore, cose. sì, direttore sportivo, magari ci può dire se i ragazzi spogliatoio comunque spirito si mantiene alto, insomma non è che ci si abbatta, anche se un po' di amarezza c'è. Sono dispiaciuti perché ovviamente l'aspettativa era di fare meglio, non è che siamo contenti di come è andata la partita e di come è andata domenica scorsa. Ripeto, dopo le prime 2 di campionato era cresciuta un po' l'attesa continua a esserci, non è cambiato nulla, il calcio, ripeto, è questo. Vabbè, archiviamo. Bassi, mancano una marea di partite, adesso bisogna far tesoro di quel che è successo oggi e domenica scorsa, così come di quello che è successo nelle domeniche prima, fare un po' un sunto, continuare a lavorare per il meglio, cercando di crescere nel tempo. Grazie. Grazie.